A 19 anni uccide l'ex fidanzata, incinta di 6 mesi, e nasconde il cadavere tra le coltivazioni di Prosecco. Un nuovo caso di femminicidio in questo 2017, questa volta nella Marca e più precisamente tra Conegliano e Vittorio Veneto. Una storia d'amore finita che però portava con sé una gravidanza, forse l'elemento scatenante di quello che l'omicida ha definito un attimo di follia. I protagonisti. Lui è Mikhail Sauvic, studente moldavo che vive con la famiglia in via Martiri della Libertà a Godega di Sant'Urbano. A 19 anni va a scuola a Lipsia Pittoni di Conegliano e cerca di arrotondare utilizzando la sua Clio grigia fiammante come una sorta di taxi dai per la Moldavia, seguendo le orme dello zio all'interno di un gruppo di famiglie arrivate nel Trevigiano con la prima ondata richiamata dalle tante aziende in zona che cercavano operai. Lei era Irina Bakal, 20 anni, moldava, arrivata qui con la madre che fa la badante. Donna un po' all'antica, con rigidi precetti religiosi, non riesce a trattenere la giovane che trova lavoro come cameriera all'hotel Città di Conegliano. Con i primi soldi Irina decide di andare a vivere con delle amiche in un appartamento di via Maggiore Piovesana e da lì costruirsi una vita autonoma, raccontando alla madre solo ciò che non l'avrebbe preoccupata. Non le racconta delle prime passioni amorose e soprattutto di quel ragazzo più giovane di lei. Una storia che va avanti poco più di un anno, fino a settembre scorso, quando i due decidono di rompere. Solo che lei si accorge di essere incinta e i mesi passano fin quando decidono che andrà ad abortire in Moldavia. Dividono a metà la spesa, solo che lei poi si tira indietro e torna in Italia convinta di tenersi il bambino. Lui non ne vuol sapere, lei chiede di incontrarsi per chiarire. L'appuntamento è fissato domenica sera in macchina. Tornano a Manzana tra le colline del Prosecco di Vittorio Tarzo, su questa stradina che li ha visti tante volte appartati. Poi scoppia la lite e confesserà il giovane torchiato dalla polizia l'attimo di follia che lo porta a soffocare la ragazza e poi a finirla sfondandogli il cranio con una pietra. Il cadavere lo copre con delle sterpaglie e sarebbe rimasto ancora lì per giorni a 2 passi dai potatori di vigne se Mikhail non avesse ceduto all'interrogatorio la scorsa notte, portando gli uomini della mobile e il dottor Di Paola dove ha posto fine alla vita della sua ex fidanzata, di suo figlio mai nato e probabilmente anche alla sua.